Leggo un messaggio del Vescovo Corrado. Carissimo confratello Monsignor Giorgio, desidero, attraverso queste righe che la prego di comunicare ai fedeli durante la celebrazione, esprimere la mia vicinanza spirituale all'evento dell'ordinazione presbiterale di Don Damiano Boffo che state vivendo nella chiesa cattedrale di Vittorio Veneto. La ringrazio di vero cuore per aver accettato di presiedere questa ordinazione come segno di comunione con la diocesi di provenienza di Don Damiano, ma anche di prossimità sia alla sua famiglia sia agli amici dell'operazione Mato Grosso. Sono contento che questa ordinazione di un prete destinato alla missione ad gentes avvenga alla vigilia della giornata missionaria mondiale. Questa coincidenza rende quanto mai significativo questo evento. Assicurando il mio ricordo nella preghiera e la mia benedizione per il nuovo presbitero, per la sua famiglia e per tutti i presenti, auguro a tutti ogni bene nel Signore. Corrado Pizziolo, Vescovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ringrazio Monsignor Corrado per le parole appena pronunciate. Ringrazio Don Martino, il vicario che le ha lette. Ringrazio il parroco che ci ha accolto molto bene qui. Ringrazio anche Monsignor Ivo, il mio ordinario. Mi ha mandato per ordinare Damiano. Questa messa è una primizia, cioè è la prima ordinazione come vescovo per me, e per Damiano sicuramente è il momento in cui per la prima volta celebrerà la messa. E la primizia è sempre stata qualcosa che nella nostra storia ha detto qualcosa, una benedizione particolare. Il figlio primogenito, i primi raccolti.
Ecco, che questa primizia porti benedizione su tutti voi e anche su questa diocesi di Vittorio Veneto. Iniziamo la messa chiedendo prima di tutto perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria. Domine Fili, Unigeni
Filius Patris, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, Suscipere deprecationem nostra, in sede sacram Patris, miserere nobis. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Quoniam tu solum, quoniam tu solus, solus sanctus, solus sanctus, tu solus Dominus. Quoniam tu solum, quoniam tu solus, Altissimum, Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris, gloria in excelsis Deo, 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 gloria in excelsis. Preghiamo. Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il mistero dei sacerdoti, concedi a questo diacono della tua Chiesa, eletto al ministero presbiterale, di perseverare nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella missione pastorale cerchi unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Parola di Dio. Che
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia,
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». È parola del Signore. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, il diacono Damiano Boffo. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Damiano Boffo ha 28 anni, è di Fossalta Maggiore. I suoi genitori, Andrea e Jenny, sono qui con i fratelli Giuseppe, Davide e Maddalena. La famiglia Boffo è una famiglia unita che vive di agricoltura, di allevamento e di valori semplici e religiosi. Damiano è cresciuto in questo ambiente sano, dove l'aiuto ai poveri nell'operazione Mato Grosso è stato presente fin da piccolo. Ai 14 anni già iniziava a fare gruppo con Enrico e ragazzi che sono qui e sono rimasti amici fino ad ora. Lavorare per i poveri, fare insieme un cammino buono, diverso da quello che propone il mondo. È partito per la missione nel 2012 ai 20 anni. Ha conosciuto durante l'anno trascorso in Perù il padre Giorgio Nonni, che è diventato per lui guida e padre. Preparare le prime comunioni, vivendo con i bambini tutta la Quaresima, riscoprendo la devozione e dovendo parlare di Gesù,
toccò Damiano nel profondo. La malattia del padre Giorgio, un tumore che lo portò alla morte, amplificò e accelerò le scelte di Damiano, che decise di tornare in missione per entrare in seminario. Al padre Giorgio subentrò come guida, confessore e padre il padre Ugo, che ne riconobbe la bontà di cuore e i desideri sinceri e lo guidò alle scelte che si avvicinano: diventare prete, farsi carico della gente povera in luoghi lontani dalla comodità e dalla città. Huacrachuco, la parrocchia che l'aspetta, va dalla selva del caffè e del cacao alle cime dove volano i condor. Alcuni dei suoi compagni di seminario sono qui a testimoniare l'amicizia che Damiano ha saputo tenere negli anni di seminario. La bontà e la devozione, soprattutto la devozione nella confessione, l'Eucarestia e la devozione alla Madonna, lo accompagneranno. E lui sente che per la missione che dovrà vivere avrà bisogno dell'aiuto di tanti amici e persone di buona volontà. Così, dalle testimonianze, informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Vi ho già detto che è una primizia questa ordinazione e quindi anch'io sono coinvolto, anche emotivamente. Però credo che tutti siano coinvolti, sicuro i familiari, ma chiunque poi si avvicini a questa ordinazione, un prete giovane, un ragazzo giovane che diventa prete e che poi andrà in luoghi, diciamo così, sperduti, in missione. No? Cosa sarà di te, Damiano? Cosa ti aspetta? Diviene quasi una tenerezza a chi si avvicina. Queste letture, le letture che abbiamo ascoltato, le ha scelte Damiano, però le commento io. Un po' mi metto nei suoi panni e un po' lo guardo da fuori. La prima lettura, Dio che dice: ma io ti conosco da prima che tu nascessi, prima che tu ti formassi. Ecco, il bisogno di pensare che Dio mi ha chiamato. Ecco, credo che Damiano abbia questo bisogno. Non mi sono inventato io una vocazione, o può essere anche un dubbio, una domanda, ma mi sarò inventato io questa cosa che Dio mi chiama, che io voglio essere prete, che voglio andare in missione, che voglio fare tante cose? Sono io che sto guidando la mia vita? Ecco, io avrei bisogno, mi metto nei panni di
Damiano, ho bisogno di pensare che sia Dio che mi ha chiamato, che guida la mia vita, che mi manda in missione, che mi fa essere qui in questo momento. Ho bisogno di uno sguardo che non è il mio sguardo. Qualcuno che abbia uno sguardo sulla mia vita e la guidi. Allora Damiano, se questo è ciò che senti, ti toccherà nella vita ubbidire. Ubbidire viene da una parola latina che vuol dire ascolta o ascoltare ciò che viene da fuori. Devi imparare ad ascoltare. Se tu vuoi essere condotto, dovrai sempre ascoltare. Dovrai ascoltare i superiori, però dovrai non solo ascoltare i superiori, dovrai ascoltare i ragazzi, per esempio, ascoltare la gente, ascoltare che cosa ti chiede Dio attraverso le persone, perché poi Dio non parlerà, ha un modo di parlare strano e quindi avrai bisogno di ascoltare le persone. Desidera questo già da ora. Voglio essere condotto. Desidero che Dio conduca la mia vita attraverso le persone che incontrerò, attraverso i superiori, attraverso gli inferiori. Voglio ubbidire, voglio ascoltare. Hai cercato di ubbidire al Padre Giorgio, ti sei sentito voluto bene e in questo passo di diventare prete c'è anche un po' il pensare non ci sei più tu come sacerdote, in qualche modo prendo il tuo posto. Hai ascoltato il Padre Ugo, gli hai ubbidito anche quando ti ha mandato, ecco, in questo posto che sarà la tua parrocchia di Huacarachuco. Ma non solo in questo gli hai ubbidito, cioè l'hai ascoltato e hai riconosciuto nelle sue parole qualcosa che per te veniva da Dio. Però dovrai farlo ancora, non è sufficiente farlo una volta nella vita. Dovrai farlo ancora, dovrai camminare, anche se sei giovane, come diceva la lettura, no? Sono giovane. E invece Dio che ti ripeterà, va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Ecco, tieni nel cuore questo desiderio di ubbidire a Dio, ubbidendo alle persone che avrai intorno. La seconda cosa, la seconda lettura. La lettura diceva che siamo diversi, abbiamo doni diversi. Credo che lo hai visto, Damiano, lo hai visto anche nei tuoi amici, nei tuoi compagni di seminario. Quando siamo diversi ci può succedere di diventare un po' invidiosi. Vedi, quello è più capace di stare coi ragazzi, quello è più capace di lavorare, quello è più capace di suonare, quello è più capace di esprimere qualcosa di vero. Ecco, il rischio dell'invidia, della gelosia tra di noi ci sarà sempre. Non temere mai. Direi due cose. Esprimilo quando ti succede, così come lo direi a me stesso e a ognuno di voi.
quando diventiamo un po' invidiosi, gelosi, diciamolo a qualcuno. Mi sembra che sono geloso di quella persona, sono invidioso della sua capacità. E poi superalo con un po' di penitenza. Cioè, stai vicino anche alle persone che ti fanno far fatica. Non stare solo con i tuoi amici. Stai vicino anche alle persone che ti fanno fare un po' di fatica. Perché forse il Signore te le mette vicino per qualche motivo. E così dice: vivi secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri. Anche tu hai una grazia, hai qualcosa che devi mettere al servizio degli altri. L'ultima cosa, il Vangelo, il comandamento più importante, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Tutti riconoscono in te, Damiano, la bontà. In questo un po' mi riconosco. Hai un carattere dolce, avvicinabile. Un po' mi riconosco, anche a me una volta dicevano questo, no, tu sei buono. Allora Damiano, diventando prete, e più camminerai, più scoprirai che non sei buono. Più tenterai di essere buono e più ti troverai cattivo. Più proverai a fare il bene, a regalare, e più ti renderai conto che solo Dio è buono. Noi siamo tutti dei poveri peccatori. Però non bisogna arrendersi. Se uno si arrende è perduto. E invece dovrai tentare sempre di vivere la bontà. E quando ti diranno sei buono, ti sentirai un po' umiliato dentro. Dirai no, perché dici così? Però dovrai tentare ancora una volta di essere buono, di fare cose buone, di vivere la bontà. Così come sei, così peccatore come ti sentirai. E dovrai regalare. In questi giorni abbiamo ricordato insieme Giulio, martire della carità, insieme ai ragazzi. Ti ricordo alcune delle parole più belle che lui ha scritto: dare via, dare ai poveri, aiutare gli altri, prima le nostre cose e il nostro tempo, poi sempre di più, fino a dare tutto, ma proprio tutto, fino a darsi completamente, che vuole dire lasciarsi mettere in croce. Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia dell'ordinazione inizia con la chiamata del candidato al presbiterato. Egli è invitato a presentarsi al vescovo perché si accerti la sua idoneità al ministero che sta per essergli affidato. La sua vocazione, che è un dono di Dio, viene ora confermata dalla Chiesa. Figlio carissimo,
prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero, come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi, nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il mistero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, insieme con noi, implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo suo Figlio, che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato.
tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della tua grazia sacerdotale su questo tuo Figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunite in Cristo, diventi il tuo unico popolo, che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Don Damiano è presbitero della Santa Chiesa di Cristo. I riti che seguiranno espliciteranno la sua nuova dignità. Indosserà gli abiti sacerdotali, la stola e la casula. Quindi le sue mani verranno unte con il sacro crisma. D'ora in poi saranno le mani di Gesù Cristo in questo mondo. Dovrà portare il corpo del Signore, annunciare la remissione dei peccati, condurre gli uomini alla preghiera e benedire. Infine riceverà le offerte che presenterà al Padre, perché il suo Figlio sia presente nel mondo. L'abbraccio di pace è il segno dell'ingresso nella comunione con il Vescovo e l'ordine dei presbiteri, di cui oggi inizia a far parte.
Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La pace sia con te. E con il tuo spirito. E
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio dell'Eucarestia e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero e fa che produca frutti duraturi nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme a tutti gli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Rimaniamo in ginocchio e cantiamo un canto di adorazione antico che viene dal Perù. Santa, Gonguri Kushma, Mutsai Kushaki, Wiarayama, Apu Jesu Christu, Dios Vatsakuya, Wiarayama, Apu Jesu Christu, Dios Vatsakuya. Ratu kurgaini, Virgen Maria pawamikangi, Wanushanishma, kai sakramentujo, kedari gaiki, Wanushanishma, kai sakramentujo, kedari Cristo Jesús, Kawai perpunyani, tanta tu purga. Cristo Jesús, Kawai perpunyani, tanta tu purga. Calicio vino, nyoma vino carga, Cristo Jesús, Kawaya Wanyani, vino tu purga. Cristo Jesús, Kawaya Wanyani, vino tu purga. Virgen Maria, Jesús Cristo, Raiku Kruscuanu Yarga, Kawari Mushma, Gloria Mankudisha, Zaicho Mikaika, Kawari Mushma, Gloria Mankudisha, Zaicho Mikaika. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventino in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Giorgio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Damiano, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Di soltanto una parola.
Preghiamo. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, in piena comunione con te, collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Sedetevi un attimo. Sono preparato 2 righe di ringraziamento. Come prima cosa voglio ringraziare al Monsignor Corrado per la disponibilità nell'accoglierci qui nella sua diocesi di Vittorio, in questa cattedrale. Ringraziare al Monsignor Giorgio, padre e rettore mio. Ringraziare al Monsignor Ivo, che è giù in Perù. Voglio ringraziare a tutti i sacerdoti che sono venuti e che mi hanno accompagnato. Ci sono sacerdoti dell'Operazione Mato Grosso, ci sono sacerdoti qui della diocesi di Vittorio. Un grazie a tutti. Poi volevo ringraziare il coro, che hanno cantato bene, molto bello. Un grazie per i miei genitori e fratelli che sono qui presenti, con cui sono cresciuto. Mio papà, che sa, come si dice a noi, tirare su bene una vite, sa raddrizzarla fin dai primi anni. Ecco, per me stare con loro è stato questo, essere raddrizzato con valori buoni che mi hanno messo dentro. Ringrazio il mio paese di Fossalta Maggiore, ringrazio Don Luca, parroco di Fossalta, di Chiarano, Cavalier, che mi hanno accompagnato anche se io sono un po' distratto con tante cose, altri giri. Ringrazio i ragazzi e amici dell'Operazione Mato Grosso che in questo ultimo mese hanno fatto arrabbiare tanto i loro genitori, perché erano sempre in giro per colpa mia, diciamo, a preparare le mie cose. Ma non è solo per questo che voglio ringraziare tutti i ragazzi, gli amici, non è solo un ringraziare per l'ordinazione, è ringraziare per questo cammino che proviamo a fare assieme, che poi è la vita, per gli sbagli fatti e che faremo, per le avventure vissute e che vivremo insieme e per la bella vita che ci aspetta. Ecco che oggi desidero ripetere quello che il padre Ugo, il padre Giorgio ci ha sempre detto. È una cosa a noi ragazzi, però giovani, però credo che vale per tutti. Non arrenderci mai a provare a vivere una vita bella, nel provare a vivere una vita bella. Credo che dobbiamo essere noi ragazzi, essere pronti a qualcosa di nuovo, essere pronti sempre a un cambio, a non sederci sulla poltrona comoda. E guardando anche chi ci ha tracciato la strada, sono sicuro che possiamo essere un bel segno di Dio, un segno profondo che è difficile da cancellare. E per questo vale ancora di più. Insomma, spero nella mia vita, in tutti noi, di essere sempre ragazzi dentro.
gli amici e sicuramente il Signore, con la fiducia e l'amore, ci aiuterà in questo, se noi lo desideriamo. Poi volevo chiamare qui Lorenzo, dovevamo ordinarci assieme a giugno, poi è saltato tutto per il Covid. Volevo, se ci alziamo tutti in piedi, verrà ordinato a Verona la prossima settimana e quindi volevo pregare un'Ave Maria qui nella chiesa Santa Maria Assunta per la Vergine Purissima, perché accompagna anche lui. Sto passo e anche il suo assieme, ecco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Rispondete 4 volte, Amen. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa, istituita dal suo Figlio, ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito, perché tu possa adempiere generosamente la tua missione di presbitero. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della sua verità e del suo amore e fedele ministro della riconciliazione. Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.